Questo video non doveva esistere, nel senso che oggi avevamo in programma di fare una camminata piccola, senza armi e bagagli, senza macchine fotografiche e niente riprese video, per fare un po' di detox, perché ultimamente abbiamo ripreso tantissimo. Poi, mentre bevevo il caffè, ho aperto un video del bravissimo Fabio Porta. In questo video lui elenca 5 consigli per mantenere alta, viva, bella e frizzante la creatività. E quindi mi ha dato ancora una volta stimolo a uscire con la camera in tasca, perché lui ha dato un consiglio molto utile, secondo me molto interessante, l'ho voluto subito mettere alla prova, che è quello di uscire con un'ottica fissa 24 mm e basta, e di girare soltanto con quella, senza portarmi dietro tutto il kit. Mi sembrava che mi parlasse, perché io parto sempre con uno zaino che pesa 15 kg, per cui le immagini che vedrete sono il risultato di questa giornata qua. Ve le lascio in linea, belle montate d'atmosfera, così senza troppi interventi, e sarà un video corto, breve, ma spero vi piaccia e vi tenga compagnia. Tra l'altro stanotte è arrivata la prima neve, i primi 10 cm di neve bellissima, che contrastano molto bene con gli alberi ancora rossi dell'autunno, per cui ci divertiamo in questo ambiente stupendo. In questo momento ho raggiunto i labirinti del Brustolà, sono proprio sotto queste grotte incredibili. Non conviene addentrarsi là dentro perché è molto scivoloso, e quindi resto qua nella parte iniziale. Ma prima di continuare vi elenco un attimo il setup che sto utilizzando in questo momento. Allora, mi sono portato dietro la Sony FX3 con su montato appunto il 24 mm Samyang serie Cine T1.9. Sto registrando in formato 422 a 10 bit in D-Log 3. Queste clip poi dopo verranno per forza colorate in post produzione, per cui quello che vedrete sarà il file bello che sviluppato. Ho già parlato abbastanza, anche troppo, quindi vi lascio subito alle immagini. Buona visione. Siamo qui alla Malga Fiara, alle Melette. Come vedete è cambiato completamente lo scenario, se qualcuno ha visto il videetto che ho postato su Instagram. Dall'autunno ci troviamo proprio in inverno, no? Con la neve, la prima neve, e oggi ce la godiamo. Si scivola, bisogna far piano, una saponetta. La Susanna se n'è andata nel frattempo perché soffriva un po' il freddo e in questo momento aveva i piedi un po' congelati, per cui vi saluto anch'io e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao ragazzi!